Ben ritrovati dalla redazione. Due giovani di origine straniera, nati rispettivamente nel 2001 e nel 2004, sono stati denunciati dopo aver aggredito a Trieste violentemente un quarantenne di nazionalità italiana. L'ennesimo episodio di cronaca è avvenuto poco dopo la mezzanotte di domenica in via della Ginnastica, ma la notizia è emersa solamente dopo qualche giorno. Secondo una prima ricostruzione, i due si sarebbero scagliati contro altri due soggetti. Ad avere la peggio è stato il quarantenne che nella colluttazione ha riportato alcune ferite alla testa. L'episodio è avvenuto fuori dal locale notturno Round Midnight. Avvistato più volte un orso con i cuccioli nel Carso sloveno. È successo nella zona tra Piuca e Ilirska Bistrica. Il primo avvistamento è avvenuto alle 15.52 di ieri, quando un cittadino ha avvisato la polizia di Capodistria sostenendo di aver visto l'animale con i cuccioli sulla strada tra Piuca e Ilirska Bistrica. La polizia ha controllato la zona, ma gli animali non sono stati visti. Alle 20.36 invece un altro cittadino ha informato la centrale che nella stessa località era stato nuovamente avvistato sulla strada un orso con un cucciolo. Anche questa volta l'ispezione della polizia non ha rilevato la presenza dell'animale, ma la notizia è arrivata anche da alcuni cacciatori che hanno ispezionato la zona. In considerazione delle numerose segnalazioni, la polizia ha diramato una nota raccomandando a tutti i residenti e agli escursionisti di prestare attenzione quando si cammina nella natura, nonostante gli incontri con gli orsi non siano frequenti. Attraversa la principale arteria di uscita e ingresso in città, ma il cavalcavia ferroviario di Viale Miramare non è il migliore dei suoi biglietti da visita. Ai pullman turistici in arrivo dalla costiera appare come un vecchio ponte di ferro, un passaggio stretto quanto trafficato, spesso allagato dopo i temporali e in cui i camion rischiano di incastrarsi, una curva avvertita come poco sicura, delimitata da marciapiedi inesistenti e guardrail che rischiano di graffriare braccia e ginocchia di pedoni e ciclisti. Della sua riqualificazione si parla da tempo, da prima del rilancio di Porto Vecchio, ma di nuovo ora c'è il dialogo tra Comune Acegas, APS, AMGA, con un fondo da quasi 1 milione e un piano in definizione. Riqualificare e mettere in sicurezza, dai marciapiedi agli acquedotti, il tratto stradale sotteso dal vecchio cavalcavia in ferro. L'autorità portuale raddoppierà le tasse sulle merci in vigore nei porti di Trieste e Monfalcone. La decisione è stata assunta nei giorni scorsi dal presidente Zeno D'Agostino e avrebbe avuto effetto immediato, non fosse che il malcontento degli spedizionieri ha convinto l'autority a sospendere la misura per 2 mesi al fine di condurre un monitoraggio che chiarisca l'impatto del rincaro sui traffici. L'incremento si applica non sul singolo contenitore, container o rimorchio che sia, ma sulla tipologia di merce. Non si preannuncia cosa da poco, perché si parla di un incremento del 140% rispetto a quanto richiesto finora. Più assunzioni e a trainarle è il terziario, mentre frena il manifatturiero, pur mantenendo un saldo positivo tra assunti e cessati. A dirlo i dati dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, che ha registrato tra gennaio e marzo 73.477 assunzioni, il 6,6% in più rispetto al 2023. Le cessioni sono stati invece 51.042 per un saldo positivo di oltre 21.000 posti, anch'esso in crescita rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Oggi cielo sereno poco nuvoloso sulla costa, bora moderata sostenuta a Trieste e sul Carso, in montagna al pomeriggio possibile cielo variabile. Temperature massime in pianura fra 23 e 26 gradi, sulla costa fra 21 e 24 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione.
Grazie per averci seguito, a più tardi.